La palestra della scuola media Falconetto nel quartiere Forcellini ospiterà temporaneamente alcuni dei richiedenti asilo. Abbiamo chiesto ai residenti del quartiere cosa ne pensino di questa iniziativa. Almeno non sono d'accordo. Sì, perché dopo ti sai cosa può succedere, è vero? Non lo sapevamo, non c'era stato detto, non eravamo a conoscenza di questa cosa qui. E cosa ne pensate? In realtà non la trovo una cosa negativa né per il quartiere né per Padova in generale. Ma per me non c'è nessun problema, no? Non saprei cosa dire. Sono qua uno studente, quindi per me mi sembra giusto, non so. Sì, 30 è un bel numero per questo quartiere. Se hanno deciso così, il sindaco è un buon sindaco. Spero che abbia fatto bene le sue valutazioni su questo territorio qua, che è abbastanza tranquillo, o che non ci siano problemi, magari come da altre parti di Padova, capito? Devono comportarsi bene, devono trovare un lavoro, cioè questo è. No, non ci va bene più che altro, non è che ci preoccupa, non ci va bene, al manco io non... Perché non si sa dove, quando comincia, non si saprà neanche quando finisce. Poi verrà fuori l'imposizione, Dio sa di qua il governo dei macacchi. Che se sono controllati magari possiamo anche magari accettarli, se ci sono delle persone che controllano queste persone, che non facciano appunto del male, che non peggiorino le cose. Io sono anche d'accordo per quello, perché però l'importante è che ci sia un controllo, insomma.